All'Agragas basta un pari per accedere al turno successivo di Coppa Italia. La squadra agrigentina non ha certo disputato una grande partita a colpa delle tante occasioni sprecate ed impreparata nel momento in cui l'ex Stefano Piazza infilava l'incerto portiere biancazzurro. Si è giocata a porte chiuse e sotto una fitta e incessante pioggia, ma per ciò che si è visto al Ferdinando Lombardo il pari è risultato abbastanza equo. Da sottolineare un calcio di rigore calciato da Gambino sull'1-0 e neutralizzato dal portiere di casa Priolo. Per ciò che si è visto in campo, per il tecnico Ciccio Di Gaetano ci sarà parecchio da lavorare ancora per presentare ai nastri di partenza una squadra più convinta nei propri mezzi se intende centrare l'obiettivo prefissato. Quella vista contro il Casteltermine infatti è stata una squadra che deve migliorare e probabilmente completare con qualche altra pedina. La gara, come detto prima, si sblocca nel secondo tempo grazie all'attaccante argentino Villa. Poi Stefano Piazza, un ex, pareggia su punizione. Per quanto riguarda la giovane squadra allenata da Pino La Bianca, ha giocato una gara con la giusta determinazione, peccando nella fase offensiva dove si nota l'assenza di una punta centrale. Si qualifica anche la Pro Favara che batte al Giovanni Brucoleri il Canicattì per 3-1, grazie alle reti di Camilleri, Silvano Di Ruoco, mentre per il Canicattì la rete della bandiera arriva su calcio di rigore al 90° con Ferotti. Queste, in sintesi, le squadre che si sono guadagnate la qualificazione al turno successivo. L'Acragas, Pro Favara, Folgore, Mazzara, Misilmeri, Castellammare, San Cataldese e Parmonval.